Hai occato voleva. Con ce l'hai con tia. Sì, proprio con tia. Vieni a assettati e parla con mia. Ma rimane una cosa, tu che c'hai tutti questi soldi, sei ricco, vestiti, macchine, ville, vuoi a mare. Ma ora che hai pigliato sto coronavirus, accucciavo una cara. Sei chiuso in una stanza all'ospedale insieme a mia, perché magari io c'hai un coronavirus come Mattia. Te lamenti, ti scanti, chianci e fai di tutto per non parlare con mia. Usaccio, tu sai che facissi, tu sai quanto denaro spennissi tu per sentirti buono e per tornare a casa da tia. Ma si è fatto di sangue, sì come a mia, e non ti bastano tutte queste ricchezze a scuola mia. Tu sei abituato, chissaccio, che ti affacci la tua casa e vedi il mare. Chiudi l'occhio, respiri senza pensiero e tutto questo ti fa consolare. Io se mi affaccio la mia casa che vedo un pezzo di terra, 3 conigli, 4 giardini, noi addo, un cane e la zappa mia che da mi fa campare. Tu dalle mani porti anelli, bracciale, collana. Io dalle mani c'è la carta e la carina a pezza che non mi fa posare. Ah, non sai chi è la carina? La carina è alla schiena. Oh, ma che stai sereno? Bravo. A così mi piace. Vieni a cavolo, ti dico una cosa che ti rogna coraggio. Se abbiamo coronavirus, non è per forza che mi fare sto viaggio. Io penso positivo e non mi scoraggio. Spero che dopo tutto quello che ti hai detto, hai capito sto messaggio. Perciò, se c'hai i soldi, non ti annagare a scuola mia. Prega a Dio e impara a campare.